siamo alla tenuta San Tomé. Intanto Di Roncade. Roncade, San Tomé. Intanto siamo in compagnia, prima partiamo dalle donne. Certo, sono d'accordo. Miel, piacere. William Spinazze. Siamo uno dei titolari, sì, io e mio fratello. L'azienda si trova a Roncade. Abbiamo 75 ettari di vigneto in 3 zone diverse, ovviamente. Come la provincia di Treviso il Prosecco fa parte del prodotto principe, però puntiamo molto in zona Roncade, terreno argilloso con caranto, ideale per vini rossi, quindi lì puntiamo molto a Raboso nelle varie versioni, quindi non abbiamo nessun tipo di Prosecco all'interno dell'azienda di Roncade, negli altri territori, e quindi nei vigneti di Roncade abbiamo proprio uno dei nostri punti di forza, è Raboso. Versione spumantizzata, vedo. Sì. Cos'è, uno Martinotti, uno Charmat? Sì, è un Martinotti, quindi a base di Raboso Piave, in purezza, quindi è un dry, ha un residuo zuccherino di 28 grammi litro. È molto interessante perché essendo un Raboso Piave in purezza, questa acidità contrasta molto bene la dolcezza del dry e si presta molto bene da abbinare con il cibo, quindi salumi, formaggi su tutti, quindi piatti grassi, che questa l'acidità e il tannino del Raboso Piave sgrassa tutto, quindi c'è un bel equilibrio con lo zucchero ovviamente. Guarda, mi hai fatto venire voglia di provarlo, per cui dopo torno, finisco il mio giro di interviste e poi vengo con calma. Buon lavoro. Grazie anche a Buona voi, giornata. ciao, arrivederci.